Si rafforza l'organico delle forze dell'ordine in Calabria, in arrivo 131 poliziotti in più e 99 carabinieri. Ad annunciarlo il Viminale. I nuovi agenti arriveranno entro il prossimo mese di febbraio. Nel dettaglio, Catanzaro potrà contare su 36 poliziotti in più, 8 per la provincia di Cosenza, 30 in provincia di Crotone, 27 in provincia di Reggio Calabria, 30 in provincia di Vibo. Attualmente in Calabria prestano servizio 4.169 unità della Polizia di Stato, di cui 153 nei ruoli tecnici. A questi si aggiungono 6.320 appartenenti all'Arma dei Carabinieri e 2.563 finanzieri. Saranno dunque implementati gli organici delle questure, così Reggio Calabria passerà da 1.044 unità a 1.098, Catanzaro da 391 a 503, Cosenza da 402 a 478, Crotone da 264 a 420, Vibo Valencia da 237 a 327. Entro l'anno poi l'Arma dei Carabinieri invierà al Comando Legione Calabria 99 militari. Il ministro Salvini, che lo scorso Ferragosto aveva partecipato a San Luca al Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza, spiega di voler rafforzare tutte le questure d'Italia, sottolineando l'attenzione del Viminale nei confronti della Calabria. Una terra, dice, che non abbandoneremo. Il ministro fa poi sapere che l'obiettivo è incrementare ulteriormente il numero di donne e uomini in divisa anche in questa regione, grazie al piano di assunzioni del governo, e si prevedono circa 8.000 nuovi ingressi.